bella giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasute, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto primier do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto primier do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. E ieri va della giornata, fasarin un'eridade, con bravura io tal dis, clame ad un parenti amis, tutti insieme in te chiasute, ascoltarin une. Mandi fruits! Se sono rimasta a chiatami, non spietavi. Oh, non vi ho dato l'ora di sentire i vostri sbieli svosutis. Ascoltate, o hai una roba par da bon, importante, di Dius. Ah, una roba, un evorone importante. Che sta, mamma, al finis di Science. Lo sapevi già, sicuro. A lei il compleanno di mamma. C'è via le notizie, vere? E che spac? C'è Isal? Di tu l'arrivi, Al? Ma allegrando no! C'è razze di magie! Che sì, che è un bel regalo di fami. Tornavi io di amici che sono passati a chiatami, o tornavi io di bei momenti di queste trasmissioni. Ma se sono stati altri a farmi questo regalo? Sì? Beh, ma allora lo sapevi già che sta il compleanno di mamma. C'è? Ah, di svicinarmi. Ah, e vabbè. Mandi paveute. Oh, c'è biele che tu sei. Ah, di chialà, da di queste biele rosute. Va bene. Cosine bete! C'è tipe.
Max e Leo. E c'è tanti speraulis per inglese che ha imparato con loro due. Anche altri, no, mo fruz. Daria, Daria! Mandi, Desiree! Oh, a me e me! C'è via il vioditi, o so che ho pronti una torte, o sai che vuoi attorno inacchiatati i frutti di chiase. Sì, sono già arrivati. Frutti, c'è viel, o so contenta che mamma non sia ritornata a tacà, così ho vi ho più di spes d'aria e ho sint anche voi altri. Ma è vero che stan mamma al finis dis eins? Sì? E allora queste torte le fa spardaria e parduc voi altri. Us plagi e la crostata con la marmelata di trisculis? Lo sapevi io? Frut! Se diseso so chiantingo ne chianciò un par mamma. Dai, vigli, chianta anche tu. Lo sai io, e tu lo sai, cale uè il tuo compleanno, de parte, gli estate fatte, une torte di cioccolate. O sei sicura che anche che stan sarà un gran divertenza con voi a mamma. E mi è venuta un'idea. Tornavi io di Bette e Max e Leo, mi ha fatto venire gole di gioia con la lingua inglese. C'è diseso? Facciamo un gioco. Let's play. Se non hanno questi besteutis dal prat, lein insieme i loro noms par furlan e par inglese. Pronti? Pavé, butterfly. Av, bee. Formiche, ant. Gris, cricket. Pudiese, stinkbug. Jupet, grasshopper. E come se so pronti a contare? Let's count. Troppi sono gli spaveis in cas di sen? Pronti? Via! Gli spaveis son 3. 3. E gli spurmis troppi sono? Se so pronti a contarlis? Via! Gli spurmis son 4. 4. Come e gli loro despudiesis? Provate a contarlis. Gli spudiesis son 5. 5. E per ultins contate i giupets. I giupets son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sono sicura che Max e Leo saranno un'evore contenti di sentirnos a fare così bene per inglese. No, mo fruz. Digli, sai tu c'è hai pensato? Che anche che stan o volares fa c'è tanti sbielis robis coi frus di chiase. Dal sicuro o fasarin un biel giratorpo al Friula con nossi poesti, news e tradizioni. O tornarin in daur in tal tempo,
o sai che usplazone entra dentro le macchine dal team. E poi conoscere in persone nuove, o passare in tanto tempo con i nostri amici. E... sì, va bene, figli. O chiatarin anche il team per fare tanti robe buoni di mangiare. Tu sei il solito goloso. Mamma. O sai che tutti questi nomi di paesi hanno anche in comune? Lo sai, ma non arrivi a capire. Qualcuno al finisce in te stesse maniere di un altro. Per esempio, che finisce con la A, con l'accento, o con la I, con l'accento, o con ins. O provi a clamare d'aria, o sai che è saduto sul Friul e sul Furlan. Mandi Daria, tu la sei tu? Mandi Desiree, o soi in ingletiere acchiatame così ne pette. Parda, bon, salutami bette. Ah, sicuro. Contimi. Io ho tante passioni per storie e per geografie e tra gli ultimi giorni ho soilato a Torpa al Friuli e mi sono accorta che sono paesi che hanno il nome un'evore simile. Sai tu perché? O puoi darti qualche suggerimento per chiatà la tua risposta? Ti ascolti, contimi. Tu varessi di là in daur in tal tempo e chiatà il chiavec de nostre storie per scuviergi gli slidris de nostre civiltà. Scuviergi qui che sono i popoli che sono passati per qua te tarde e te dal fier. Il popolo dai Celtis? Fruz, con queste chiaminate a Torpa al Friul, hai chiappato adesso un grum di informazioni. Un'evore di nomi di paesi hanno l'idris celtiche, per esempio Manià, Martignà e tanti altri. Questo vuol dire che le popolazioni che sono passate e si sono stabilizzate che di noi non hanno lasciato tanto di loro, anche in te lingue che ho fevelin. Se pensi che i Celtis sono arrivati in Friul tor dal 600 prima di Cristo, pensate che i Celtis sono stati il popolo più potente che persegui alla paronata buona parte d'Europa. Chissà c'è molto che sarebbe stato se fosse nascuta in Chete. O sono sicura però che il mio paese sarebbe stato un evore piccolo, che a me avrebbe avuto una forma circolare e sarebbe stato di pietre o di legno tenuto insieme di argille o di gesso o di chianis e pantan. Il cuviert sarebbe stato conico, un evore alto e fatto di stran. Sì, perché i Celtis vivevano proprio così. Spietate, us mostri una roba. Vecà, una ricostruzione di una chiesa celtiche. Dentro il pavimento agliere di pietre o di tiere battute e tal miec agliere il puesto dove si faceva il fuoco. C'è? Volevo sapere che mangiavano i Celtis. Mangiavano tante chiare e dunque attiravano su bestie per avere a disposizione chiare di bo, agnelli e purcit. Mangiavano anche pesce. I Celtis erano proprio le cardins. E voi altri frutti, seso le cardins, vedo fatti di mirinde. Prima però, giuini insieme. E stant che d'aria e gelade a chiattabette in ingletiere. Fasin un gioco. Let's play. Lein insieme
I nos dice che si può schiattare in cucine, par furlan e par inglese. Pronti? Biscotti, biscuits, polec, chicken, ous, eggs, pes, fish, miluc, apple, aghe, water. E come se so pronti a contare? Let's count! Tro sono i biscotti in questo disegno? Se so pronti? Via! I biscotti sono 3. 3. E ius trop sono? Se so pronti a contare io tutti? Via! Ius sono 5. 5. Cumò e l'ora dai pes. Provate a contare. I pes sono 6. 6. E per ultimo, contate le bottiglie di aghe. Le bottiglie di aghe sono 2. 2. Me cusine e je bette, a je nisun je pette, je e ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltare io soi pronte, cosa uece che non sconte. Mandi a ducchio soi bette, mi nisun me pette. E saveso qui calecca con me? Me cusine? Daria! Mandi fruz! Uè, o sei venuta a chiatà me cusine bette in ingletiere? Via dell'ore! Ben, io ti spietavi già di un tocche? Sas tu mi acclamate, Desiree, per domandarmi qualche informazione sui Celtis. I Celtis sono un popolo un'evore importante per storie antiche furlane. Lo sapevi so che sono stati loro a inventare l'uso dai bregons o dal chialic? Ah, beh, queste proprio te non le sapevi. Domande a me che io soi bette o voi cognossi tutto? O cirgnovis da perduta. Allora, bete, contimi tutto. Ben contati tutto, sarà un'evore difficile. O poi scontati una curiosità, un'evore curiosa. Ma bete, se sei da ora fa, o scrive il mio nome con l'alfabeto inventato dai Celti, so ben che il Diogan. Di cui? Diogan? A lei il dio de fuarce e dal furor per i Celtis, ma anche il dio de scrittura. Ben, ma quel che tu sei da ora scrivi non è mica un alfabeto. No. Difatti, la caratteristica importante di questo alfabeto è che non è come il nostro fatto di letteris o come che il latino. Dai, mostrami questo alfabeto. Velu qua. Pensa, questo alfabeto è ben chiamato anche alfabeto dagli arbui, per via che ogni lettera viene associata o a un arbolo o a una piante sacre. Oh, questa c'è lettera che alvares vud, l'arbolo di mamma. Ma esiste anche mo questo alfabeto? No,
ma Unix reperts si può inchiatare des isulis britannicis. Ma io sai anche che a son lux in Europa là che si fevele anche mo une lingue celtiche come in Bretagne, in Irlande, in Galles, in Cornualie, sulla isole di Man. Ma abete? Tu la vas tu? O quindi la fa una ghita a scuviergi la lingua dai Celtics, no? Guarda voi! Sicuro, tu sarai mica venuta in Inghilterra per stasera in chiesa. Ven, corani! Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amici e fantasie. Pieri il Benandant di Mary Paoloni, Aviani e Aviani Editori. Ossin in ottobre. Il nonno ogni dì, quando Lucie torna a casa di scuole, intanto che fa smirinde, i conta una storia. Il nonno ha sentato sulla sua poltrone e Lucie sul tappeto denanti lui. C'è storia mi conti stu nonno? Vuoi ti conti la storia di Pieri il Benandant. Poi c'è Isal un Benandant? E domanda Lucie. Il Benandant, al dissi il nonno, è un uomo che allena sud con la chiamese e che in tesgnoz che a cambin gli stagions al va a torpe campagne a battaglia quintri de stris. Ma nonno, vadi al di Bessola scombatti? Ma no, in Kegnot si chiatin in tanchi in un prat. Il sorestant dai Benandants ha un tambur e quando lo suone, duc si dandogli attor di lui. E da spo, nonno, che succede al? Tutti insieme avan a cirì gli stris e i strions che si sono ingrumati in tune cubie so di un noglar, dula che abbalin, assaltin e a vosin tant che matucei. Oh, c'è pure, nonno, e allora? I Benandants e gli stris attacchino ad assi. I Benandants con tune ramaschie di fenoli e gli stris con un bacchetto di sorc. Ma perché scombattino? Perché che gli stris vuole portare tristerie, rabbie, malattie e guerre su tutte le terre. Invece i Benandants vuole che sia di sempre pace, abbondanza e salute in tal mondo. Allora, Lucie, puoi scominciare la conte o no? Sì, nonno, ma non sta a farmi massepore che usgnono duar. Sentato sulla sua poltrone, il nonno altacca la storia. Pieri è un meccanico che vie paldì al comede macchinis e trattors. Al lieve a buinore e al va a dormire tardò, par vie che ha tanto lavoro, ma non manchi mai quando il capitani al clame. La notte dai 21 di dicembre, Pieri al vendismod dal sun dal tambur e si mette in strada col suo baston di fenoli. Fura le aiar e fred, partiere la neve e alte, ma Pieri non sente né fred né aiar, dome il tambur che lo clame. Arrivati in tal prat, alchiate i suoi amici già pronti per battae. Alle Marc, cui siei chiavei ros e riccioz, e gli Marie, cidine e un po' combrose, e Jacum, il più simpatico de compagnie, sempre legri, sempre euforic e sempre il prim arrivà. In tal scur de gnot, assint in vignin denant la truppe de stris col lor vosà. La battaglia scomincia a colp. Pieri si chiate denant una stria con un volisol, cence i dinch e col vestit sporco e sbregat. Ti spietavi, Pieri, o vindi regolai cons anch'imo dal mese di settembre. In che gnot tu mi has dadis tantis whischiadis che io so là de vie plete per une settimane, ma che ste volte te stordi tutis. O starin a viodi, arribatti il Benandant. I doi attacchino ad assi, per schene, per sgambis, in tai brazzi, parduti il quarp. Dopo un po', Pieri attacca a jessi strac e cence flat.
al somec, al soccombi, ma con gli ultimi sforzi arracle la strie a drette e a ciampe e ai fin la femmina si gira di schene e schiampe cloteant. Plank a plank, tutti gli stris e i strions cominciano a tirarsi in daur, rabbiats, paccats, ma non rinduts. Uspietin il mes di març e in che volte ovvio darin cui cal vincerà, a vosin. I benandans son masse contents per aver vinciuto la battaglia e noi ascoltin. Alle quasi dia ormai, bisogna tornare a chiesa. La di dopo Pieri allieve tutti induliat, plen di pacchi spardut, un cerot sul cerneli e quando un cliente domande «C'è tisa al succedut? Ha stufate masse fieste ieri di sera?» Pieri non risponde, al fa sfente di nuie e al va indenant col suo lavoro. Puar Pieri e dislussie, li sa chiappadis e anche lucchio l'invie. Sì, ha risposto il nonno, i benandans non pueden contare qui che son, nice che fasi. Ma la prossima volta, nonno, tornerai e che striate c'è un voli? Tu lo savaras quando che ti conterai la storia. Vio de lis dos cusinis son ladis in Galles. Mandi Desiree, io e Bete ti saludin dal Galles. Care maraviglios, quando torni ti conterai un grum di robis sui Celtis. Fantastic! C'è bielve una mie, anzi dos, come Daria e Bette. Vighi, come vena dati di mangiare. Tu sei un leccardin anche tu. O sono sicura che Daria ti porterà un regalo dal Galles. Maman fruits. Guarda bon! Già un anno! Sì, Daria, il team al Corsvelt. E è vero? C'è Robis! Bonbon, scusa, o hai di là dentro o hai di pronta di cene? Sì, anche io. Mamma. Mammi. Fruits! Uè, a lei un anche Desiree è venuta a stacca d'ogni di me. E per occasione hai deciso di fare un regalo speciale. Anzi, no, super speciale. Mi aiutai. O vuoi fare pariere una suage con tu le nostre fotografie, ma la suage o vuoi farle su io? Non scoventi. 1, 2, 3 e 4 bastonos di len. La colla è a chialt, ma altri sfasessi aiutati un grant ad oprale. Temperis e i pinei per poter dopralis. Si elgetti i colori che ho voles. Io, per esempio, ho scelto i colori dai vestiti che ho vinto io e Desiree, dunque color di rose, ros, giallo e neri. Scomincin. Prima di tutto vindi pitturà i bastonuts di legno. Così. Bisogna spietare che i bastonuts si suiedin e poi dopo odoprin la cole per fare la suage. Così. Vecca la nostra suage. E come metti in la fotografia io ai siel giù de cheste. Fruits. Oh, ho chiatato un regalo perfetto di faia d'aria. Sono tanto contenta di vele chiatate e di essi sono mie. Ho pensato di fare un braccialetto. Lo fasino insieme. Non scoventi indome 3
fii di coton o di lane, gli sfuarpis e gli nestris mans. Si elget i 3 colors che us plasin di più. Io ho scelto il rosso, il giallo e il fucsia. Fasin un piccolo gruppo caparzore per tigni d'onghie i fii. Poi, prendome un dai 3 fii colorati, fasin une asule che passa sotto di che gli altri 2 fii. Dunque, fasin passare la coda dal fil che ho vinto pratte asule e tirin. Non stina smenteassi di cambiare colore ogni tanto. Vecchia fruz, noi al bielo non. Oh, non vi ho l'ora di via di Daria. Buon compleanno, Desiree! Ai nostre amicizie! Oh, buon compleanno, Daria! Queste e è per te. Wow, grazie. Anche io ti hai fatto un pensierut. Oh, che maraviglia! Ma il mezzo da urman? Sì. Io non vi ho l'ora di picchiare queste fotografie in chiesa. Ve una mia o una mia alle alc di Pardabon speciale e importante. Sì, e è vero. Volessi ben e aiutassi un con che l'altro al regale forze e affietto. Desiree, e ieri vado l'ora di gioia coi frus di chiase. Sì, io sono pronta e voi altri frutti? Fasin un gioco. Se so boins di metti ad un il music dal nostro amico Rot? Pronz? Vie! Ve Luca il nostro Crot. E com'ò, provai a chiatà che il dal polecciut. Pronz? Vie! Ma se svelton spruz. Allora com'ò, provai col musicut da koala. Beh Luca, c'è bulo scosses. Viodinse o se svelz anche tal contà. Trop sono i ballonuts giai. Pronz? Vie! I ballonuts giai a son 4. E che i ros? Trop sono? I ballonuts ros a son 2. Come provai a dirmi tros ballonuts che a son? O vesi contaio duc? Pronz? Vie! I ballonuts a son 10 vot. O se stas un evore bras. C'è biel calè ogni volta gioia con i nostri amici di chiesa, Desiree. Sì, mi è piaciuto un evore. Ma mi piace anche in modo più che ha i ballonuts che tu hai smettuto in chiesa per fare feste per le nostre amicizie. E no, tu hai veduto anche modo, Desiree? C'è molto, no, Daria. Ven con me, ti hai preparato per là di là? I cioccolatins, come l'hanno passato? Oh, io, già che gole, oh, Gianni. A buon'ore alla mattina, veio il ghial e la ghialine, mandi. Salutaitele ben con me, la simiute color caffè, mandi. Oh, ma al saluto non smanchi una. Sigur, la vacchie brune, mandi. Paveis, moschis,
Formis, caiuts, c'è biela mis, a lei reanda i frutti. Salude, tu la vacche brune peperon. La fame va a la che l'elefante al bale, color tene unghie chocolate, criscule e limon. Occhiette lagune, al chiante il ghiala, la solune, la sorrise, brale salte, in tanta ragnacole gli parla. Bell'ursutti in discoteca, e il suo amici che lo spiete, li semiuti sta rivenduti, pare un budi di bala. Mandi, vigli! Oh, c'è belle giornate qua passate, vuoi con desire? Sono state tan contente di aver fatto feste per nostre amicizie. Anche se ho mangiato masse cioccolatini, come sempre. Ma ti sei piaciuta la suagia che gli hai regalate? Ben chiaro, come? Ho preparato anche una per te. Ta-da! Lo sapevi che ti saresti tanto piaciuta. Altri frutti volevo fare un lavoro per i vostri amici. Mandami poi dopo le fotografie dal vostri regaluti e disegni il nome dal vostri amici o delle vostre amiche e disegni perché è importante per gli altri. Mamma, vive l'amicizia! Buondì, fruits! Siete già arrivati. Ovvero, di sta un'ora attenti, perché che usgnot e gli lagnot dai muarts. E questo vuol dire che gli stris sono liberi di lator cemut che vuelin. Al someres che in Friul e in Chiarnie
a sedin c'è tanta tivis. L'ultima volta che sei là in biblioteche ho chiatato questi libri, une vore biel che int fevele. In Chiarnie, sulla Mont Tenchie, per esempio, si chiata il Prat da Staipa, che come sec come une steppe russe. Colpe di Tania, la presidente dell'Organizzazione Internazionale des Stries. Manco mal che il predi dal paese li sa paradis vie, perché che balant a rovinavi in tutte le erbe. A Grau e a Marani invece, al someres che gli Stries arrivin dal mare, si chiamin varvuolis, anni chiavei come fil di fier e arrivin in paese su barchis di veri par... C'è robe? Arrivin su barchis di veri per far dispiezza ai fruits. Ah, che poi no, non puoi permettere di fare dispiezza a questi bravi fruits. Bisogna che oclami d'aria, e sadut sul Friul e sulla cultura furlane, e sicuro savarà con se ami un mood per pararsi de stris. Osti, c'è spac d'aria! C'è fatto vistude di strie? Mi soi vistude così per fare in modo che gli stris veris mi chiapedin per una di loro e che mi la sedin in pace. Biele idee, ma non sai se funzionerà. Tu sei smasse ninine per sommare une strie. Intanto si prove. Ma volevi tu domandarmi alc? Sì, Daria, o volevi giusto domandati se tu sapevi di qualche trucco per parar via gli stris. Sicuro. Si può fare come gli smaris di Grau o di Maran, oggi gli spuarti sculai, benedì la chiesa e culaghe benedette e di gli spreieris. Menone mi ha sempre detto che questo sistema al funzione. Ah, gracionis, Daria. Così che bravs fruits a po' daran sta tranquilli. Come che ho vin capito che mut parassi de stris? Giuino? Fasin un gioco. Troppi sono gli stris. Provai a contalis in 5 secondi. Pronti? Via! Gli stris son 3. Come provai a contare gli smumis in 5 secondi. Pronti? Via! Gli smumis son 3. E come provai a contare sempre in 5 secondi gli screpis. Pronti? Via! Gli screpis son 3. E gliela volte di contare gli scocis sempre in 5 secondi. Pronti? Via! Gli scocis son 4. Per ultimo, provai a contare i mostris in 5 secondi. Pronti? Via! I mostris son 3. Vejo contat ben fruits. Bravs, così si fa. Dammi chi la tua manute, che ti conti une storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Pieri e l'agnot dai Muarz di Mary Paoloni, Aviani e Aviani Editori. All'arrivat l'autunno e gli giornadis son un'evore curtis. Lucie e iete so chiamare, con tuneman e chiarecce cutti il chianot blanco e neri che il pai ha regalato quando ha finiti eins, e con che altre e gire gli spaginis di un libri che sta le int. A Lucie i piace un'evore lei, i plasin gli stories avventurosis, i colors e i dissens che chiata in tai libris e l'odor de chiarte. Quanche lei, a lei inutile fevelai,
non sente e non vede nulla di ciò che succede l'intorno. A un certo momento, Cuti allieve su e attacca a Waka. Lucie è alce i voi e chiale pal barcone. Di fur e gli è una grande fumate. Si rive giusto e riconosce il morar che all'eta al curtil. In questa stagione, alle cence fueis, al somè un grand braccio stuart che al ven su de tiere, con insom une man secchie e i dez lungs e stuards. Il campanello di chiesa al sune e Lucie e va più d'ogni dal barcone per ciri di capì cui calpoesiesi. Tutto in un momento, davanti al veri, si presenta un uomo. La frutte e pette un salto in daur, dant fur une berlade di pore, ma subito e riconosce il nonno che i riduce. «Orpo nonno, c'è spacche tu mi asfatti pa!» e dis la frutte. Da spo e corfur a vierge la puarte. Il nonno ha una grande cocce gialle. La frutte e tacche a saltare di contentece e abbatti gli smans. «Oh, c'è biel, c'è biel, c'è biel!» Come può improntare la musata e pegnò dai muarz. Di fatto, ogni anno, ai 31 di ottobre, nonno e niece hanno la cocce più grande da lord. Ai fin, e ven furono musate un'evore spaventose che ven poade sul portone di chiase con dentro une chiandele che resta impiade tutte la notte. Biel che a lavorin, il nonno, per tradizione, al conte une storie, per altri sempre che, sui spirits che accorren a torpe stradis in che sere. «Dai, nonno!» e dis Lucie, conte la storia di Pieri che si intiveta ai spirits. «Benon», ha risposto il nonno. Pieri, al tacche il nonno, sta tornando a chiesa a pite de officine. Ha lavorato fin tardi perché aveva di finire un lavoro intrigoso su un trattore. Con le smanste sacchette de tutte blu, sivilant, pensando alle giornate che sta finendo, quando lei a drette de chiase, al vio di lontan l'usoruz che si muove. Si ferma per capire che succede. Una schiria di inte sta venendo in cada al cimiteri, proprio verso di lui. Pieri si plate da ur dal portone e quando le persone si passano in d'oglie, al viot che son tutti vestiti compagni, con un vestito blanco, lungo, li smans di sadret de muse, ampe adis sui des flamutis che ur fas in luz. «Folk che ti trai!» al salte sul benandant. «Vue, e è la ultima di ottobre e i muarza vengono fur después per la visita gli schiasis della che ieri a sta di vis». Pieri agli entra in chiase, allasse la porta in spese, al parecchie sulla tavola pan, pai de fons e aghe freschie. Da spo, cidin, si mette in spiette da ur dal barcon, a chialà la processione che passe, par viodi se riconosce qualchidun. In che stegnot, al va in denanti il nonno, non si può la torpe stradis, e pu armai te se tu ti dismenteis dai de fons. La conte e finis proprio quando anche la musate e gli è pronte. A Lucie e al nonno non resta che la metti le fur e spietasse anche lì e passe la processione dai muarz. Mandi fruits! Vue e gli è venuta a chiatarmi una mia mia con Sofia per farnos un biel sbelet pegnò dai muarz. Mandi, io sono Ketty e io mi fia Aurora. Sei so prons? C'è molto podino pitturassi le muse pagnò dei muars? Le strie. C'è belle idee. Tacchin subite. Vecca il materiale che Ketty adoprerà. Non scoventi, une spongiute, tanti biei colors, che pinei e soredut laghe per attivare il colore. Per prime robe, chiolin la spongiuta con la forma di gote e bagnin le teaghe. Bagnin un po' anche i colors. Con la spongia chiappin su un color clar per base e tamponin ben la muse. Occhio!
La parte più chiara va sempre tamponata con la parte più fine de sponge. Così ovviergin ben il voli. Doprin anche il color viola perché Aurora è somedi a une vere strie. Come occhio olin un pinel fin e col color neri olin a disegnare qualche gote. Poi smettin adunque un piccioli linii neris e con che olin a creare una tele di rain. È arrivato il momento al chiappiel de strie. Chiolin un pinella a lenghe di ghiat e fasin il chiappielut così. Alle biel dai anche un po' di sfumature. La parte finale sono i mini cristai. Gli tacchi con la colla per sei sfintis. Il rossetto sicuro non può mancare e velechi la nostra strie degli occhi dai morti. No, o si improntis, e o altris, o sperin che estis bellette, o sedi plasut. Maman! C'è pure, Vighi, con tutti che striatis che facevi in dome dams, manco mal che con Daria, che come egli là del momento in cucina fa il tè, ho vin capito c'è mut paralis vie. C'è mut, Vighi? No dutis li stris a ieri in tristis? Sas tu che tu hai ragione. Chiale chi? Al dis che gli stris di Germania si chiattavano con gli loro amici furlani e chiarnieli sui prati de tenchie per fare il bagno e bevi aghe buine. Dopo abbalavano tutti insieme e là che tocchiavano partiere si emplave di rosis. Vere Vighi, alla di jessi stat propit biel. Mandi fruits! Ieri vade la giornata, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchi amici, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto primiedo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan.